podisti, eccoci qua nel dopo corsa di Cividale. Adesso vediamo se riusciamo a prendere qualcuno, sentire com'è andata la corsa. Tanto abbiamo il nostro qua, vedo, vieni qua. Bravo, ecco qua, ecco Lino. Allora, com'è andata? Ma molto bene, devo dire, il percorso è molto bello, non è noioso, ci sono non tantissime variazioni, ma o variazioni diciamo lunghe, no? Dove comunque non perdi il ritmo. Non è del tutto pianeggiante, ci sono delle piccole salittine che comunque aiutano, diciamo. Personalmente la gara è andata meglio dell'altra volta, e sono soddisfatto, vedo i miglioramenti e spero di continuare così anche nelle prossime gare. Lo starato era bello, non c'era fango, niente, no? No, tutto asciutto, stato non c'era neanche tantissimo tra l'altro, sarà stato penso un 2 chilometri al massimo, non di più. Sì, era poco. Sì, comunque il percorso bello. La salitina finale ti ha stroncato, com'è andata con le gambe lì? Quella mi ha stroncato parecchio perché speravo di riuscire a superare un collega e invece lì la salita mi ha proprio stroncato le gambe e mi sono piantato. Bene, comunque globalmente sei soddisfatto? Super soddisfatto. Bene, Buona giornata. alla prossima. Eccoci qua, abbiamo anche la nostra donna di classifica, vieni qua Luciana, anche oggi sei andata benissimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, sono molto soddisfatta, ho raggiunto anche questa volta il mio obiettivo, sono arrivata seconda di posizione, sono molto contenta. Categoria, quanto hai impiegato? Che è il tempo? 43 minuti e qualche spicciolo di secondo che adesso non ricordo con precisione. Bene, il percorso ti è piaciuto? Non hai avuto problemi? È andata liscia tutto? No, non ho avuto nessun problema, il percorso è molto bello, è suggestivo. C'è una salita molto difficile anche con i gradini che forse quello verso la fine appesantisce un po' le gambe, ma anche quello fa parte insomma del percorso. Bene, ormai ha preso gusto al podio la nostra Luciana, quindi promette bene e continuerà meglio. Grazie, ciao, alla prossima. Ecco, siamo qua anche con Enrico, sempre dei nostri, un baldo giovane della nuova leva. Com'è andata Enrico? Ma direi che è andata bene, insomma per me è stata la prima volta perché appunto la prima volta a Coppa Friuli ed è anche la prima gara per cui... Ah, non c'eri a Bertiolo? No, non c'ero a Bertiolo, ero infortunato, insomma sono stato fermo un po' di tempo, quindi ho dovuto iniziare da oggi. Comunque sì, è andata bene, è stato un percorso abbastanza impegnativo soprattutto nella parte finale perché arrivi che sei già... molto... Il finale col botto? Il finale col botto, esatto. No, per fortuna non era una salita unica, erano degli strappi, però comunque è stato impegnativo, insomma. Ho visto che hai fatto un sprint sul traguardo di quelli, cioè proprio lì, agonismo pazzesco! No, vabbè, dai, adesso non esageriamo. Diciamo che c'era questa persona che mi si era affiancata, quindi quando sei a 50 metri dal traguardo bisogna cercare di dare il possibile. Insomma. Bene, ti sei divertito comunque, tutto a posto? Sì, divertito assolutamente. Niente, aspettiamo la prossima adesso a questo punto. Sarà ancora peggio. Già ti anticipo che sarà ancora più mossa, quindi preparati. Non ho ancora visto la tua presentazione, però da quello che mi è stato anticipato pare che sia abbastanza impegnativa anche quella. Bene, quindi debutto è andato bene? Sì, è andato Coppa bene. Friuli è bello, ti piace? Sì, vedremo domani come staranno le gambe, comunque dovrebbe... Bene, allora lo aspettiamo alle prossime. Facciamo un saluto a due nostri cari compagni di squadra, ovvero Romano che è infortunato, povero, bloccato, speriamo che si riprenda presto, e anche a Giorgio a cui gli diciamo di venire a correre perché non se ne può più veramente. Bene, avete ascoltato amici infortunati e varie, ci vediamo alla prossima. Grazie a te Enrico, ciao. È lui, il numero 107, Gilberto Tiussi, accogliamo con un applauso grandissimo, va a chiudere anche lui la sua... Bene, eccoci qua con Gilberto Tiussi, oggi ha fatto una bellissima gara, adesso ci dirà in sunto com'è andata. Dimmi. Allora, è stata... intanto devo dire che il percorso era bellissimo dall'inizio alla fine, perché all'inizio si usciva, era molto, molto corribile, bello, e poi la fine dentro a Cividale, molto caratteristico. Per quanto riguarda la mia gara sono rimasto molto soddisfatto perché fino a metà gara ero sicuro di riuscire a fare bene, poi il resto, gli altri 4 chilometri era un po' più sul punto interrogativo. No, invece sono andato molto bene, al di là di Carlo Spinelli che è partito subito alla grande, ma lui possiamo considerarlo di un'altra categoria rispetto a noi.
e sono molto soddisfatto, sì. E il percorso ti è piaciuto, quindi il susterrato era bello, non c'era fango, tutto a posto, no? Il percorso era veramente bello, devo fare i complimenti agli organizzatori perché hanno ricavato veramente un bellissimo percorso. Già l'anno scorso era carino, quest'anno hanno migliorato proprio. Quindi adesso mi sfugge a Bertiolo, tu come sei arrivato? Bertiolo non c'ero. Ah, non c'eri? No. Ah, ecco, vedi qua. Si perde colpi, scusate, ma perdo colpi. Bene, comunque insomma ha iniziato bene, dai, direi. Adesso prossimo è 30°, là avremo anche là un po' mosso, come pensi di attaccare, cosa pensi di fare? Allora, come sempre cercherò di dare il massimo delle mie possibilità, poi vediamo quello che ne esce. Comunque anche là comunque è un percorso che mi piace, quindi cerchiamo di fare quello che si può. Insomma, oggi è andata, la prossima vedremo in corso d'opera. Comunque ti sei divertito anche? Sì, molto, veramente. Bene. Grazie intanto, alla prossima, passa anche la prossima volta. Grazie se vuoi raccontarci, va bene? Grazie Ciao. a voi. Okay. Ciao. Eccoci, qua abbiamo beccato uno degli organizzatori della corsa del gruppo sportivo Natisone, Brunello, lo vedo bello pimpante. Com'è andata la tua corsa? La cosa è andata molto bene, ci tengo, non sono un organizzatore ma faccio parte della squadra organizzatrice, comunque il Natisone è stato veramente bravo, la gara è bellissima, entrare dopo circa 8 km a Cividale, farsi Borgo Brossana, Stretta della Giudaica, un bellissimo centro e fino al volatone finale di Borgo San Pietro ci siamo tanto divertiti, è andata molto bene, sono tutti, vedo, molto soddisfatti e io anche, ecco, sì. Anche perché sono arrivato in premiazione per cui è ancora meglio. Come sei arrivato? Beh, tra i sessantenni, tra i vecchioni sono arrivato secondo. I vecchioni adesso, insomma, non buttiamoci giù, insomma, teniamo su anche noi il nome di Coppa Friuli. Quindi sorridente, sei divertito e soddisfatto, cosa possiamo chiedere di più? La prossima ci sei a 30°? A 30° ci sarò sicuramente e dovrò difendere il podio, Cribio. Sì, la posizione bisogna difenderla. Si parte con quella, no? Finché si sta bene, sicuramente si dà il massimo, la corsa è così bella che bisogna dare sempre tutto e comunque. C'è un fatto, corri bene se ti alleni, se non ti alleni non si gode della corsa, certo. Bene, quindi ringraziamo anche Brunello e lo ritroveremo a 30°, lo terremo d'occhio per vedere se mantiene le promesse. Ciao. Grazie. Bene, eccoci qua anche con Lorenzo che, se vi ricordate, ha fatto la ricognizione con noi. Oggi lui non ha corso, era sul percorso, quindi sentiamo come hai visto i corridori che sono passati, come erano le facce, ci davano dentro oppure com'era? Allora, io ero dopo la prima curva, quindi dopo 500 metri ed erano proprio sparatissimi, soprattutto Spino che mezzo chilometro di gara aveva già 100 metri sul secondo, si sa come, e comunque si sono sgranati subito nonostante il rettilineo iniziale fosse un pochettino stretto. È andato tutto bene, quindi siamo contenti per questo. Mi sembra che tutti avevano le facce sorridenti e hanno apprezzato il percorso, quindi soddisfazione per l'organizzazione, direi, è stata ottima. Sì, sicuramente, dopo tanti mesi di fatica, esatto, poi avevo a casa mia mamma che è proprio direttamente coinvolta nell'organizzazione, anche se non è più presidente della società e non dormiva la notte, quindi sono stato un poco partecipe, no? Alla fine comunque ne è valsa la pena, sì. Bene, quindi tutto è andato bene, l'organizzazione è stata perfetta, buono per i prossimi anni. Adesso ci rivedremo in giro alle prossime gare, vieni anche tu alle prossime giri? Sì, sicuramente, sono tutte di fila, 30° la Tisana, quindi ci vediamo presto. Benissimo, quindi grazie ancora Lorenzo e ci vediamo alle prossime, ciao! Ecco, siamo con Gabriella, sempre del gruppo sportivo Natisone, che oggi ha vissuto la gara doppiamente, da organizzatrice e da podista perché hai partecipato. Quindi è andato tutto bene, no? Mi pare ho sentito anche Lorenzo, è stato contento, un po' tutti soddisfatti, quindi direi positivo il bilancio. Bilancio positivo, soprattutto sono stata molto contenta perché correndo la gara che abbiamo appunto organizzato noi ho potuto notare che sul percorso avevo più volontari di quelli che avevo chiesto e veramente ringrazio tutti quanti della disponibilità, perché correre e vedere che gli incroci sono presidiati veramente in maniera capillare, soprattutto la protezione civile ha dato il suo supporto, le vigilesse sono state fantastiche, si sono spostate nei punti nevralgici e anche le persone, devo dire, sono state molto comprensive, i residenti, abbiamo cercato di
diciamo di dare un'informazione nei giorni precedenti la gara in modo da non creare disagio, perché è giusto anche comprendere le esigenze delle persone, soprattutto laddove ci possono essere magari quelli che hanno bisogno di uscire con la macchina, no? E quindi sono contenta perché abbiamo pensato le cose, chiaramente ci siamo un po' affannati perché queste cose danno sempre un po' di agitazione, però devo dire che questa volta abbiamo fatto molto molto meglio degli altri anni. Quindi l'impegno, diciamo, è stato ripagato e anche, insomma, dal punto di vista tecnico, agonistico, insomma, è stata una bella gara. Subito, no, Spinelli è partito subito dopo la prima curva, quindi anche da quel punto è andata benissimo, è stata di livello come sempre, insomma, ottimo direi. E poi c'è stato anche il pezzo, almeno da come l'ho potuta vivere io, chiaramente non tra le prime posizioni, ma diciamo a metà classifica, diciamo, ho potuto appunto verificare che il pezzo finale, quello dopo Borgobrossana, che noi lo chiamiamo il pezzo spaccagambe perché dopo la casa medievale c'è una bella salita, e lì ho notato che parecchie persone camminavano perché non sapendo cosa li aspettasse avevano forse dato il massimo prima e si sono trovati un po' in difficoltà, però il bello di Cividale è quello. Amici podisti, abbiamo archiviato anche la corsa di Cividale, questa tappa è andata bene. Dai commenti che abbiamo sentito mi sembra che tutti siano stati soddisfatti, non ci sono stati problemi, il percorso è piaciuto e quindi dobbiamo fare un plauso all'organizzazione del gruppo sportivo Natisone che ha organizzato veramente bene e tutto è andato per il verso giusto. Io vi ringrazio anche per questa volta, ci rivediamo nel dopocorsa se volete a Tricesimo, perché qua vedo che c'è molta latitanza, non so, faccio tanta paura che non venite mai a raccontarci la vostra gara, venite perché ci stiamo divertendo ed è questo il bello, quindi buon proseguimento di allenamenti, ci rivediamo nel dopocorsa di Tricesimo, alla prossima, ciao!